Questa qua sarebbe il Rumex acetosa, chiamata pan e vin perché le foglioline hanno un gusto acetato, e queste sono cose che mi ricordano il nonno materno, che si andava a camminare e lui ci diceva assaggiate, mangiate, quando si aveva sete. Naturalmente si beveva anche regolarmente in qualunque canale, oggi impossibile, no? Oggi si rischia la pelle, ecco, ma in quegli anni si beveva dappertutto. E tutte le piante che ci faceva assaggiare, per dissetare, per capire la pianta com'è, sentivi questo gusto acetato. Quando lo si taglia ha un bellissimo colore rosso, naturalmente poi lo perde, no? Ecco, come notate, io adesso rifaccio il taglio un pochettino e c'è questo bellissimo colore rosso, dunque un colore importante per riconoscere la pianta. Anche questa non ha piante antagoniste pericolose, ce n'è diverse varietà di Rumex, sono tutte commestibili più o meno, no? Questa qua, diciamo, la più buona. Troviamo una varietà quando si va in montagna, oltre 1500, color verde chiaro. La notate in questa maniera perché da noi purtroppo è già cresciuta, è già nata un mese fa circa, no? Ma appena spunta dal terreno le foglie sono molto tondeggianti, poi si allungano, ma il gusto rimane sempre quello, ed è buonissima da mangiare cruda. Cotta diciamo che non vale niente. È una pianta così, versatile in questa maniera. Non si fanno molte altre cose. È chiaro che tutte le piante sicuro fanno bene all'organismo. Quello che dico sempre, è troppo facile pensare di guarire, no? Poi c'è questa falsa informazione da guarire con le piante. A mio avviso le piante sono ottime, ti danno un qualcosa, una marcia in più se usate nel momento primaverile, gemme, linfe, piccole fiorescenze, e nel momento autunnale bacche, radici, cortecce, e si propinano, si preparano gli infusi e decotti almeno 30-40 giorni in primavera, 30-40 giorni in autunno, poi anche nell'inverno le cose secche. Senz'altro apporta un equilibrio non indifferente al corpo. Questo non è che ti fa guarire di niente, ma ti previene qualcosa che tu non sai, che nessuno sa. Dunque importantissimo assumere nei momenti giusti le erbe, molto interessante. Chiaro che la conoscenza è d'obbligo, non è che si assume così a caso, e tantomeno se dicono gli amici, cioè approfondire un pochino.